Ma buonasera a tutti amici, da Napoliello87 e Forza Napolese. Questa sera vi parlo del Napoli, sento profumo di ripresa, sì, perché ci sono notizie positive riguardo il nostro Napoli. De Laurentiis ha deciso di togliere le multe fatte al Napoli, cominciando di perdonare quelli che hanno fatto la rivolta del Napoli dopo Salisburgo-Napoli, appunto Alan, Insigne, Callecon e Mertens, i capobanda di questa rivolta. De Laurentiis ha deciso di togliere le multe per calmare un po' le acque, poi oggi ha organizzato una cena di Natale dove tutti presenti, contenti, mangiare, bere, torte, spumante e tutto, per alleggerire la cosa, per buttare tutto alle spalle e per rialzare la china, per rialzarci tutti insieme al nuovo allenatore che è Gennaro Gattuso. Questa notizia qui può far più che bene al nostro Napoli, anche ai giocatori, specialmente ai giocatori, perché sapendo di prendere lo stipendio intero, mentre prima sapevano che veniva tolta parte dello stipendio, uno in campo come ci va? Ci va con un'altra mentalità, ci va con la testa, ci va per giocare e per vincere, mentre prima magari si sentiva tolto come uno che lavora un quinto dello stipendio, in campo ci andava un po' a fatica, capite? Un po' ci andava contro voglia, diceva che me lo fa fare a me, vado in campo, poi nemmeno mi dà tutto lo stipendio, perché oggi i giocatori, voglio, dobbiamo capire che ce ne sono pochi che vanno in campo, pochi per dire quasi nessuno, che vada in campo senza i soldi, cioè attaccata alla maglia ce ne sono poco o proprio nessuno. Abbiamo avuto la fortuna di avere un capitano come Hamsik. Sono convinto, per l'area positiva che si respira, per tutto questo, queste cose positive, cioè che ha messo a posto il presidente, un po' per la cena, un po' per tutto, che dalla prossima partita al Mapei Stadium vedremo un altro Napoli, tutto un altro Napoli secondo me, con la testa alla partita, che secondo me i giocatori faranno tutta un'altra partita, perché questo qui che c'è stato fino ad ora è stato un peso. Levando questo, secondo me, i giocatori potranno cominciare a giocare. Sì, è vero, non sarà facile dopo tanti risultati negativi, ma secondo me la spinta del mister e tutto il resto ci può far rialzare, specialmente il mister, che mi sembra uno che in questi giorni ha fatto correre, ha fatto tanto allenare la squadra, uno che si avvicina ai giocatori, uno che gli dà stimolo ai giocatori. Poi si mettono queste notizie positive, sento aria positiva in casa Napoli. Niente, voglio, fatemi sapere voi cosa ne pensate, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello87 ed iscrivetevi al canale. Buonanotte a tutti o buona serata a tutti da Napoliello87 e Forza Napolese.